Eccellenze, signori vescovi, personalità ecclesiastiche, signore e signori, amici, fratelli. Il tema che devo trattare oggi è intitolato La parola di Dio. Esso è di una ricchezza inesauribile e di un'importanza fondamentale per tutti i cristiani. E lo è, vorrei dire, in modo particolare per noi, membri del movimento dei focolari, chiamati da Dio a fare risplendere con altre realtà ecclesiali moderne una vita evangelica radicale ed autentica. Oggi poi sono tanto felice di poter parlare qui, ancora a Ginevra, sulla parola, perché so che per le chiese della Riforma la parola è una roccaforte, è la colonna su cui esse poggiano. Parlerò della parola riferendomi alla mia esperienza e a quella del movimento che rappresento, definito a suo tempo dall'anglicano Bernard Poli, osservatore al Concilio Vaticano II, una polla d'acqua viva scaturita dal Vangelo. Potrò così comunicare loro, seppur brevemente, come il Signore ci ha condotto a valorizzare il Vangelo al massimo e a viverlo ricavandone infiniti frutti. Ma innanzitutto, che cos'è la parola di Dio? Ricordo che un giorno la risposta mi è venuta chiara e lampante leggendo sul Vangelo questo brano. Erano tuoi e tu li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Leggendo queste parole, questo brano, mi è stato chiaro nel più profondo dell'anima che le frasi la tua parola, tutte le cose che mi hai dato, le parole che tu hai dato a me, io sono uscito da te, fossero in certo modo sinonimi, e cioè che le parole date da Gesù fossero lui stesso, il verbo pronunciato sempre dal Padre. Mi è parsa una scoperta inebriante e ho voluto averne conferma dal commento che ne fa Agostino di Ippona. Eccolo, dice: tutto quanto ha dato il Padre al Figlio l'ha dato nel generarlo. In quale altro modo il Padre avrebbe potuto dare al suo verbo qualche parola, dato che nel verbo il Padre ha detto tutto in maniera ineffabile? Ero dunque all'unisono con Sant'Agostino. Ma procediamo con ordine e ripartiamo dai primi tempi della storia del nostro movimento dei focolari e dalle prime esperienze che il Signore ci ha fatto riguardo la parola di Dio. Ero giovane e avevo fame di verità. Il mio ideale era lo studio, in particolare quello della filosofia. Indagare con filosofi antichi e moderni alla ricerca della verità era ciò che soddisfaceva pienamente la mia mente e il mio cuore. Ma un giorno ecco una luce. Come, dissi a me stessa, tu cerchi la verità? Non c'è forse uno che ha detto di essere lui stesso la verità in persona? Non ha affermato Gesù di sé, io sono la verità? Ed è stato questo uno dei primi motivi che mi hanno spinto a non cercare tanto la verità nei libri quanto in Gesù, e mi promisi quindi di seguirlo. Le quotidiane e terribili difficoltà nelle quali eravamo esposte a Trento nel 1943, mia città natale, per la Seconda Guerra Mondiale, sono state le circostanze che hanno allora favorito un nuovo approccio dei primi membri del nostro movimento col Vangelo. Lo si leggeva appena si poteva e per una grazia certamente particolare, legata al carisma che Dio ci aveva dato, le parole di Dio ci sono apparse straordinariamente nuove.
come non l'avessimo mai conosciute. Esse, a differenza di quelle scritte dagli uomini, si sono rivelate a noi come parole uniche, di una ricchezza abissale, parole eterne, valevoli per tutti i tempi e quindi anche per il nostro, parole universali per persone di ogni razza e di ogni latitudine. Gesù si rivelava a noi veramente come luce per ogni uomo. Egli infatti era risorto, viveva ed era presente, e questa era la nostra convinzione. Era presente come lo era nella Chiesa primitiva. E se Gesù è risorto e viveva, le sue parole, anche se pronunciate nel passato, non erano un semplice ricordo, ma le parole che egli rivolgeva a tutti noi e a ciascun uomo in ogni tempo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Sì, tutti potevano vivere questa parola, ma chi fra noi li viveva così? Chi amava il prossimo come sé? Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Chi lo faceva? Cristiani, ci dicevamo, ma il nostro piccolo grande nemico restava spesso tale per tutta la vita. Quelle parole del Vangelo poi erano parole di vita che si potevano subito tradurre in pratica. Abbiamo cominciato a viverle e nacque una rivoluzione, la rivoluzione evangelica. Cambiarono tutti i rapporti, quelli con i prossimi e quello con Dio. Gente che prima si ignorava è diventata famiglia. Cristiani prima indifferenti l'uno all'altro si sono compaginati in uno. È fiorita, con la parola presa sul serio e vissuta radicalmente, una comunità. Era il neonato movimento dei focolari. Chi osservava dal di fuori questo fenomeno si meravigliava di trovare al posto di una parola del Vangelo letta e meditata una comunità cristiana vivente, e si domandava a volte quale strana meditazione fosse quella che ci eravamo proposte sulla parola di Dio. E perché cercavamo di attuare alla lettera la sua parola, egli, Gesù, rispondeva attuando alla lettera le promesse evangeliche. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, aveva detto Gesù, domandate quel che volete e vi sarà dato. E quanto chiedevamo si otteneva. Dio pensava a noi veramente come o più che agli uccelli dell'aria e ai gigli del campo. Per quel poco che davamo ci dava con abbondanza, per quel poco che avevamo lasciato per lui arrivava 100 volte tanto. Il Vangelo divenne così per noi il libro. Si scriveva in quel tempo. Noi non abbiamo altro libro all'infuori del Vangelo. Non abbiamo altra scienza, non abbiamo altra arte. Lì è la vita. Chi la trova non muore. Ben presto, in quasi tutti i rifugi antiaerei praticati nelle collinette circostanti la città di Trento, si trovavano persone col Vangelo in mano. Quanto ci sono parsi annacquati in quel tempo anche i bei libri spirituali che avevamo precedentemente letto e meditato. Quante pagine di quelli occorreva spesso leggere per appropriarsi di un'idea da tradurre in pratica. E come dileguavano nel vano i pensieri dei filosofi che pure avevano avuto qualche fascino su di noi studenti. Ogni parola di Gesù invece era un fascio di luce incandescente, tutto divino. Prendevamo in considerazione una frase compiuta del Vangelo alla volta. La si meditava, vi facevamo un commento che volevamo suggellato da chi ci rappresentava la Chiesa e la si viveva. Il Signore in questo modo, l'abbiamo capito molto più tardi, ci metteva in mano l'alfabeto per conoscere Cristo, così l'abbiamo chiamato. Bastano poche lettere, dicevamo, e poche regole grammaticali per saper leggere e scrivere. Ma se quelle mancano, si resta analfabeti per tutta la vita. E come il corpo respira per vivere,
Così l'anima per vivere viveva la parola di Dio. Sì, viveva. Era questo a cui maggiormente ci spingeva lo Spirito Santo. Era una voce interiore sottile che riecheggiava ciò che sta scritto. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Oppure, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. E talmente forte era questa convinzione che Dio ci aveva messo in cuore e urgente ci risultava la sua attuazione, che si ripeteva questo pensiero. Se per ipotesi assurda tutti i Vangeli della terra venissero distrutti, noi desideremmo vivere in modo tale che le varie persone, considerando la nostra condotta, possano in certo modo riscrivere il Vangelo. Beati voi che ora piangete, beati i misericordiosi, non giudicate, amate i vostri nemici. Ma non si viveva soltanto singolarmente, ciascuno per proprio conto, la parola di Dio. Le utili esperienze, le illuminazioni, le grazie ricavate dalla vita di essa erano messe in comune, dovevano essere messe in comune, per l'amore reciproco che è la legge fondamentale del nostro movimento. Succedeva così che chi ascoltava questa esperienza ne traeva un beneficio e chi parlava ne risultava arricchito. Si sentiva il dovere di comunicare agli altri quanto si sperimentava, anche perché si era consci che, donando, l'esperienza rimaneva a edificazione della nostra vita interiore, mentre non donando, lentamente l'anima se ne impoveriva. La parola era dunque vissuta con intensità durante tutto il giorno e i risultati venivano comunicati fra noi e anche con le persone che si aggiungevano al primo gruppo. La parola era come una parola d'ordine a cui tutti volevamo aggrapparci per avere la certezza di essere inseriti nella nascente comunità. Ma ciò che ne derivava era veramente qualcosa di nuovo. Per comprenderlo bene, occorre pensare che prima di questo tempo felice, di particolare illuminazione dello Spirito Santo sulla parola di Dio, non si era abituati a vivere così la parola, ad applicarla alle circostanze della nostra vita e a comunicarne gli effetti tra di noi. La parola di Dio si meditava, si penetrava con la mente, se ne traeva qualche bella considerazione e si era ferventi qualche proposito. Qui era tutt'altro. Essa veniva sviscerata nelle sue più varie applicazioni al continuo contatto con la vita e provocava nei singoli e nel gruppo una trasformazione. Quando la si viveva non era più l'io o il noi che viveva, ma la parola in me, la parola nel gruppo che viveva. E oggi, dopo quasi 60 anni, è tuttora così. Noi sentiamo l'assoluta necessità che la parola di Dio diventi il nostro stile di vita. È vero, ora nel movimento c'è anche chi studia con impegno e successo e fa dell'esegesi, ma lo Spirito ci spinge sempre e soprattutto a vivere la parola. E il comunicarci le esperienze sulla parola porta tuttora un vantaggio non trascurabile, se si guarda in quale ambiente siamo chiamati a condurre la nostra vita cristiana. In mezzo al frastuono del mondo moderno, potenziato dai mass media, che spesso inquinano l'atmosfera di argomenti puramente umani, se non deleteri, le persone imparano a riempire le loro ore di discorsi celesti e così attuano a quanto Paolo chiedeva: cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù e non a quelle della terra. Per chi fa parte del movimento, inoltre, il vivere la parola di Dio non è solo una pratica per tenere alto il tono spirituale di ciascun individuo e della comunità. Per essi è una fonte di Dio, cui abbeverarsi. Per essa, sentono di nutrire la loro anima di Dio, come quando attingono ad altre divine fonti che la propria Chiesa offre, quali l'Eucaristia, ad esempio. 20 anni prima che il Concilio Vaticano II lo sottolineasse fortemente, e come era soprattutto ai primi tempi della Chiesa, i membri del movimento sono sempre stati coscienti
che oltre a cibarsi di Dio con l'Eucaristia, occorreva anche con la parola. Noi mangiamo la sua carne e beviamo il suo sangue nella divina Eucaristia, ma anche nella lettura delle Scritture, dice San Gerolamo. Consideriamo ancora la parola come il vestito che va indossato quotidianamente per essere esempi viventi della dottrina di Cristo. Rivestitevi di Cristo, dice Paolo. Con questo vestito i membri del movimento mostrano al mondo il contenuto evangelico del loro essere figli di Dio. È un vestito che protegge e mantiene acceso il fuoco della grazia e della carità, che preserva dagli eccessivi calori di tutto ciò che è fuori e dentro di noi e di tutto ciò che è ostacolo all'unione con Dio, che mette soprattutto in posizione di attacco e non di difesa. Se poi osserviamo i membri del movimento che vivono la parola, possiamo notare una grande varietà di effetti. Infinite sono infatti le situazioni in cui si trovano le persone. Infinite sono le applicazioni della parola alla vita di ciascuno e infiniti quindi i risultati. Se volessimo elencare i frutti che essa produce, non si finirebbe più. Ma cenniamone alcuni oltre a quelli già citati. La parola prova anzitutto un mutamento di mentalità. Inietta nei cuori di tutti, europei, asiatici, australiani, americani, africani, i sentimenti di Cristo di fronte alle circostanze, al singolo e alla società. Ancora, chiunque poi frequenti un ambiente dove la parola è vissuta come va vissuta, cioè dai singoli e dalla comunità, coglie un altro frutto. Si accorge che lì si vive soprannaturalmente. La parola infatti fa vivere. Come dice Paolo, splende la vita per mezzo del Vangelo. Ancora, la parola inoltre rende liberi. La verità vi farà libero, dice il Vangelo. La verità fa liberi perché in chi la vive vive Cristo, l'uomo nuovo, e l'uomo vecchio di conseguenza è morto. Non si è più schiavi dell'uomo vecchio, si è liberi da se stessi. Ma la parola libera anche perché non si è più schiavi dei condizionamenti umani. Si ama Cristo in tutti e con la grazia di Dio non ci si aspetta nulla da nessuno. Libera inoltre dall'oppressione delle circostanze. Nulla può infatti succedere a caso o per il solo volere degli uomini. Il Padre è sempre presente nella nostra vita o con la sua volontà o con la sua permissione. La parola ancora dà gioia, dà felicità, dà pace, dà pienezza, dà luce. Ecco altri frutti. Perché vive l'uomo nuovo, nei cuori lo Spirito esargisce i suoi doni e la gioia, la pace, la luce, tanto caratteristiche nel nostro movimento e frutto della parola, sono poi anche una forza di espansione del regno di Dio. Chi vede gruppi del movimento infatti si chiede e vuol sapere quale sia la causa di questi effetti e conosciutela il più delle volte si unisce a noi per far propri tali effetti. Inoltre la parola purifica, è una sorta di ringiovanimento, quello che avviene nelle persone che vivono la parola. Altri effetti, la parola opera conversioni a Dio e suscita vocazioni, le più varie a seguirlo. C'è chi per la parola si sente chiamato alla verginità, chi al sacerdozio, chi alla vita religiosa o ad un altro servizio alla propria chiesa, chi a un matrimonio o piccola chiesa domestica. La parola produce anche opere concrete. Noi da anni stiamo assistendo, ammirando, più come spettatori che come attori, la molteplicità delle opere che nascono dal nostro movimento. Come albero piantato lungo il corso delle acque, direbbe Giovanni Damasceno, così l'anima irrigata dalle divine scritture va adorna di verdi foglie, cioè di opere belle dinanzi a Dio. Ancora, la parola suscita come altro frutto l'unione con Dio. Quando le persone diventano padroni un po' del vivere la parola di Dio, avvertono dentro di loro la comunione con Gesù. Parlano con Lui con tanta facilità, lo invocano nei momenti di necessità, godono della sua presenza nel profondo dell'anima. È nato insomma nel loro cuore l'alberello della vita interiore. Ancora un altro frutto, la parola dà la speranza della vita eterna, perché si vedono realizzarsi quotidianamente tutte le promesse evangeliche ad una
si è certi che un giorno si possa aprire per la parola la porta del cielo. Il centuplo in questa vita è la vita eterna, ha detto Gesù. Un altro frutto è che la parola ci fa uno, provoca l'unità. Come nelle piante, con l'innesto, due rami scorzati, per il contatto vivo delle due parti vive, diventano una sola cosa, così due anime scorzate dell'umano, mediante la parola di vita vissuta, si consumano meglio in uno. Ma tutti questi frutti hanno la loro origine in un fatto. Come si sa, la parola di Dio non è come le altre. Essa non solo può essere ascoltata, ma ha il potere di operare quanto dice. La parola, che è una presenza di Cristo, genera Cristo nella nostra anima e nelle anime altrui. È vero, anche prima di vivere la parola con impegno, si è cristiani per il battesimo, c'è la vita di Cristo in noi e con essa abbiamo, senz'altro, luce di Dio e anche amore. Essi però, questi effetti, sono spesso un po' chiusi, come in una crisalide. Vivendo il Vangelo, l'amore sprigiona luce e la luce accresce l'amore. È come se la crisalide cominci a muoversi finché ne esce la farfalla. Si può dire che il piccolo Cristo inizia a prendere posto dentro di noi e poi a crescere sempre di più, così da essere sempre più pieni di Lui. C'è una magnifica descrizione di Paolo VI su cosa produca la parola. Dice: come si fa presente Gesù nelle anime? Attraverso il veicolo, la comunicazione della parola, passa il pensiero divino, passa il Verbo, il Figlio di Dio fatto uomo. Si potrebbe asserire che il Signore si incarna dentro di noi quando noi accettiamo che la sua parola venga a vivere dentro di noi. E non finiremo più. Per dirla in breve, la vita della parola porta una rievangelizzazione completa del modo di pensare, di volere, di amare. Il Vangelo, codice di vita, si incarna ed esso non è un libro come gli altri, dove atteggisce, provoca, come si è detto, la rivoluzione cristiana, perché essa detta leggi non solo per l'unione dell'anima con Dio, ma anche delle persone tra loro, siano amiche, siano nemiche, e domanda come imperativo supremo l'unità di tutti. Il testamento di Gesù, realizzato almeno in quel tessuto sociale in cui i cristiani che vivono la parola sono immersi. Il testamento di Gesù, la sua preghiera per l'unità, il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Ricordo che questa è una delle prime pagine del Vangelo che abbiamo letto, un avvenimento di grande importanza per noi. È ancora vivo nella nostra mente, come man mano si passava di parola in parola, ognuna sembrava illuminarsi. Ed era, ora lo capiamo, come se qualcuno ci dicesse: guarda, a scuola tu devi imparare tante cose, ma il sommario è questo, santificali nella verità, che tutti siano uno, avrete la pienezza della gioia, sarete tutti uno come io sono uno col Padre. Il testamento ci appariva la sintesi del Vangelo e lo si comprendeva con una comprensione che non poteva non essere illuminata da una grazia speciale. Penetrato quello come Dio ha voluto e per quanto Dio ha voluto, ci è stato poi più facile intendere il resto del Vangelo. Dopo 5-6 anni poi che si vivevano le varie frasi del Vangelo, ci è stato chiaro che esse si assomigliavano. C'era qualcosa di comune fra tutte. L'una, vorrei dire, valeva l'altra, perché gli effetti che le une facevano nell'anima che le viveva erano identici agli effetti che le altre producevano. Il fatto è che ogni parola, pur essendo espressa in termini umani e diversi, è parola di Dio. Ma siccome Dio è amore, ogni parola è carità. Crediamo di aver in quel tempo scoperto sotto ogni parola la carità. E quando una di queste parole cadevano nella nostra anima, ci sembrava che si trasformasse in fuoco, in fiamme, si trasformasse in amore. Si poteva affermare che la nostra vita interiore era tutta amore e tutto perciò veniva semplificandosi. Ed è stata la contemplazione del mistero di Gesù che più ci interessa, il suo abbandono da parte del Padre, a darci la possibilità di comprendere come in una parola evangelica c'è tutto il Vangelo.
Sin dal 1944 la nostra attenzione era stata attirata dal grido di Gesù in croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E avevamo ravvisato in lui il segreto, la chiave per ricomporre ovunque l'unità frantumata dal peccato. Crescendo nell'amore a lui, ci è parso di capire che c'è una relazione particolare fra il Vangelo e Gesù crocifisso e abbandonato. Abbiamo visto in lui, infatti, il Vangelo tutto intero, aperto, il Vangelo completamente spiegato, la parola per eccellenza. Abbiamo capito che egli in quella terribile prova aveva vissuto il Vangelo nella sua completezza e con la massima profondità. Prendendo in rilievo ogni esortazione di Gesù, abbiamo visto infatti che egli le ha vissute tutte in quel momento. Gesù abbandonato rivive in sé in quell'attimo il chi non pospone padre, madre e persino la propria vita. Gesù abbandonato può ripetere di sé tutte le beatitudini. È povero, è perseguitato, è mite, è portatore di pace, unisi disuniti. In Gesù abbandonato splendono in maniera unica le virtù, la fortezza, la pazienza, la temperanza, la perseveranza, la giustizia, la magnanimità. Gesù nell'abbandono appare solo uomo, mai quindi è stato così vicino all'uomo come in questo momento e mai perciò l'ho amato tanto. E nello stesso tempo mai è stato così vicino al Padre. È per amor suo che muore, e muore in quel modo. Se dunque nell'amore di Dio e del prossimo sono la legge e i profeti, Gesù qui ha adempiuto pienamente ogni desiderio e comando di Dio. Gesù abbandonato è dunque la via diritta alla santità, perché provoca l'unità col Santo. Chi punta l'occhio del cuore su di lui trova il Vangelo puro. Vivendo la parola poi secondo la nostra spiritualità, si è avuto anche una nuova comprensione di Maria. Essa, che conservava tutte quelle cose meditandole nel suo cuore, si è svelata a noi tutta parola di Dio, tutta rivestita della parola di Dio. E se il Verbo, la parola, è la bellezza del Padre, Maria, sostanziata di parola di Dio, era d'una bellezza incomparabile. E l'originalità di Maria era, pur nella perfezione per lei, quella che dovrebbe avere ogni cristiano: ripetere Cristo, la verità, la parola con la personalità che Dio le ha dato. Ciascuno di noi, l'idea di ciascuno di noi è da sempre nella mente di Dio, nel Verbo. Ciascuno è lassù quella parola di Dio che Dio da sempre ha pronunciato. E da sempre è il suo essere nell'essere. E l'idea di sé è parola di Dio nel Verbo, la sua vita nella vita. E Dio ha pronunciato ciascuno di noi da sé, come ha pronunciato da sempre il Figlio suo, perché vedendoci in sé ci amò e ci diede vita plasmandoci di Spirito Santo. Ho narrato alcuni frutti che si maturano vivendo la parola, alcune scoperte che si possono fare e alcune comprensioni che si possono avere. La parola però è così potente che ci può portare a chissà quali altri frutti, altre scoperte, altre comprensioni, a chissà a quali altezze. Dice Clemente Alessandrino: chi obbedisce al Signore e per suo mezzo segue la Scrittura viene trasformato pienamente a immagine del Maestro. Egli giunge a vivere come Dio in carne. Ma questa altezza la possono raggiungere coloro che seguono Dio che conduce, ed egli conduce per le Scritture divinamente ispirate.